Bentornati in un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo assistendo a un'estensione del campo anticiclonico di matrice subtropicale, sarà di matrice africana sull'Europa centro-occidentale, apportando quindi precipitazioni assenti con la distribuzione delle perturbazioni atlantiche lontane in generale anche sull'Europa, oltre che sull'Italia, quel freddo che si intensifica invece sull'Europa orientale. Come possiamo vedere, avremo un assaggio di primavera con le temperature che saliranno anche fino a 18 gradi anche sulle zone della Val Padana, specie quella centro-occidentale. L'umidità comunque sarà ben presente nei bassi strati, con il suolo che è ancora ricco quindi di umidità, incentiveranno anche la formazione di ammassi nuvolosi che porteranno a delle nebbie sulle vallate e quel sole che non sarà comunque protagonista per tutti. Comunque la giornata di domenica godremo di temperature gradevoli in media col periodo, l'anticiclone come vedete ben stabile su gran parte dell'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Lunedì invece godremo di tempo stabile nel complesso soleggiato su tutta quanta l'Italia, salvo delle nubi basse marittime sul Tirreno centro-settentrionali e locali banchi in nebbia al nord, ma le temperature saranno in costante aumento e così anche la giornata di martedì si manterrà con condizioni stabili e soleggiate. Sempre però con foschie maggiori, anche dense, specie sulla Val Padana centro-occidentale, dove qui i valori massimi, pensate, saranno in calo proprio a causa della persistenza delle nebbie, specie sulle pianure. Qui avremo quindi degli ammassi nuvolosi, delle stratificazioni di nubi medio-basse, persistenti anche durante il giorno, e quindi avremo delle temperature un po' più alte in generale su gran parte dell'Italia, saremo sopra la media, così come anche nella giornata di mercoledì. Le condizioni continueranno a mantenersi soleggiate con qualche velatura sottile in transito, ancora con delle nebbie che saranno anche localmente persistenti sulle pianure del nord Italia e con dei banchi di nebbia quindi ancora presenti. Temperature che saranno ancora in aumento soprattutto in quota. Lo zero termico, pensate, raggiungerà i 3000-3200 metri, quindi anche sulle zone montane alto rischio di valanghe e di scioglimento graduale della neve caduta proprio nei giorni precedenti. Un'evoluzione poco evolutiva l'avremo anche nei giorni successivi, quando continuerà l'alta pressione a dominare su gran parte dell'Europa, portando comunque ancora una maggiore intensificazione delle nebbie sulla Val Padana. Questo da ricordare quando saranno ancora persistenti durante le ore del giorno sulle basse pianure del nord Italia e localmente anche sulle zone interne del centro. Ma avremo comunque un aumento della nuvolosità nel weekend. Sul finire della settimana avremo un aumento della nuvolosità, ma non vi sono quindi delle previsioni insomma che vedono, come potete vedere, un flusso umido atlantico deciso che si protrarrà solo sull'Europa occidentale e sul Portogallo. Da noi invece continuerà l'anomalo a campo anticiclonico, così come anche con le temperature che saranno sempre sopra la media stagionale. Insomma, questi i dettagli meteorologici e quello che avremo nel corso della nuova settimana. Potrebbe durare ancora da capire però per bene la durata definitiva. Lo valuteremo meglio nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Continuate a seguirci.